Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con la cronaca. È stato arrestato dalla squadra mobile di Udine lo spacciatore che 2 anni fa ha ceduto una dose di cocaina che ha causato l'overdose di un imprenditore di 54 anni, poi morto a seguito di un ictus. In carcere è finito un 43enne italiano residente nell'Interland udinese, già arrestato in flagranza di reato il 6 maggio 2020. Complesse le indagini avviate a seguito del malore risalente al 23 giugno 2019 e avvenuto in Largo delle Grazie. Partendo dalla droga rinvenuta sul malcapitato, la polizia è riuscita a risalire agli ultimi contatti mantenuti dalla vittima con l'individuazione di almeno 3 soggetti che potevano aver avuto un ruolo principale nella cessione dello stupefacente in suo favore. Le successive perquisizioni e analisi sui tabulati telefonici hanno poi portato a individuare il responsabile della cessione, trovato con ingenti quantitativi di droga e con notevoli somme di denaro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, a seguito della richiesta della Procura, ha quindi emesso l'ordinanza della custodia cautelare in carcere, eseguita ieri. E la polizia di Gorizia ha liberato a Villesse una giovane sequestrata a Pescara, dove era stata costretta a prostituirsi. Era stata caricata a forza su un furgone da 2 connazionali bulgari diretti nel paese d'origine. Sono stati arrestati. Un SMS ha salvato la 21enne dagli aguzzini. Costretta a prostituirsi a Pescara e poi sequestrata per essere portata in Bulgaria, una ragazza di 21 anni è stata liberata dalla polizia a Villesse. Fondamentale è stato l'SMS che la giovane ha mandato a un'amica, che poi ha fatto scattare l'allarme. 2 cittadini bulgari di 43 e 35 anni accusati di sequestro di persone e sfruttamento della prostituzione sono stati arrestati dopo essere stati fermati al casello della A34 mentre erano diretti al confine. I 2, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, domenica scorsa hanno preso la 21enne loro connazionale a Pescara e con la forza l'hanno caricata su un furgone. La vittima è riuscita a scrivere un SMS ad un'amica riferendo di essere stata rapita, indicando il luogo in cui ciò era accaduto e chiedendo aiuto. La squadra mobile di Pescara, attraverso la visione delle registrazioni di un impianto di videosorveglianza, ha individuato targa e modello del veicolo, diffondendoli in tutta Italia. È stata anche intercettata l'utenza telefonica della vittima. La localizzazione del cellulare ha consentito di tracciarne la direzione, comunicata costantemente alla polizia stradale e alle squadre mobili italiane. Il furgone è stato così fermato dalla polizia poco prima delle 2 del mattino al casello di Gorizia. Ai poliziotti la ragazza ha raccontato di essere stata portata a Pescara una decina di giorni prima dagli stessi 2 connazionali e con lo stesso furgone. Nel capoluogo abruzzese era stata costretta a prostituirsi e a consegnare loro tutti i soldi guadagnati. I 2 ne controllavano anche ogni spostamento. La giovane aveva tuttavia deciso di sottrarsi agli aguzzini, manifestando l'intenzione di rientrare da sola in Bulgaria. Fatture false nel commercio di prodotti petroliferi, sequestri per oltre 59 milioni di euro. Militari della Guardia di Finanza di Trieste e Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni del valore di oltre 59 milioni di euro nei confronti di 5 persone accusate di una frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. Si tratta della prosecuzione di indagini che avevano già portato a marzo ad un altro sequestro nei confronti di una società operante nel settore. L'importo sequestrato è rappresentato dalle imposte evase. Tracciamento capillare, sequenziamento dei casi, elevata copertura vaccinale e somministrazione della seconda dose a chi ha solo la prima. Queste le indicazioni che arrivano dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute per evitare recrudescenze della pandemia legate in particolare alla diffusione della variante Delta. Anche in Italia, si legge nella bozza di monitoraggio settimanale, sono stati segnalati focolai di varianti, in particolare di quella indiana, che hanno portato un'inattiva
atteso aumento dei casi in altri paesi europei con alta copertura vaccinale. Intanto tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso, tranne il Molise a rischio moderato. Tutte hanno un RT compatibile con uno scenario di tipo 1 e restano molto sotto la soglia critica di occupazione dei posti in terapia intensiva o area medica. La variante Delta spinge ad accelerare sulla campagna vaccinale, ma la flessione delle forniture Pfizer da un lato e l'impossibilità di somministrare AstraZeneca e Johnson Johnson agli under 60 dall'altra crea qualche difficoltà. Il presidente Fedriga chiede di riprogrammare in parte a livello nazionale l'inoculazione delle prime dosi. Rispetto alle previsioni ci sono meno vaccini a disposizione, da qui la necessità di riprogrammare in parte la somministrazione di prime dosi spostandole più avanti. È la posizione del presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che questa mattina ha parlato a Canale 5. Il governatore ha spiegato che 2 sono motivi per i quali sarebbe necessaria a livello nazionale una riprogrammazione. Da un lato la flessione nelle forniture del siero della Pfizer, dall'altro la sopraggiunta impossibilità di inoculare i vaccini AstraZeneca e Johnson Johnson agli under 60. Abbiamo quindi meno armi e meno possibilità di vaccinare, ha affermato Fedriga. Pur a fronte di questi ostacoli, il presidente del Friuli Venezia Giulia si dice fiducioso in merito al fatto che si possa raggiungere l'obiettivo fissato dal commissario Francesco Figliuolo, che punta ad immunizzare l'80% della popolazione entro settembre. La riduzione di circa il 5% delle dosi Pfizer per luglio non è l'unico motivo di preoccupazione. Bisogna infatti fare i conti con la variante Delta, che ha una contagiosità maggiore rispetto a quella inglese e che gli esperti dicono diverrà quella prevalente in Italia a fine agosto. Dobbiamo vaccinare il prima possibile perché altrimenti con la variante Delta rischiamo che le misure come il distanziamento siano poco efficaci, ha detto a Canale 5 Fedriga, convinto che sia necessario premere sull'acceleratore nel corso dell'estate per quanto riguarda la campagna vaccinale, così da arrivare il più protetti possibile all'autunno. Doppio misterioso boato nei cieli del Friuli Venezia Giulia questa mattina. 2 forti boati sono stati sentiti poco dopo le 9:40 di oggi in diverse zone della regione. Decine di segnalazioni del doppio fragore sono giunte alla redazione di Telefriuli. Qualche cittadino ci ha riferito anche di aver visto vibrare le vetrate e le finestre della propria abitazione. Il suono è stato percepito dalla Bassa Friulana a Usoppo e da Lignano a Ronchi dei Legionari. Al momento l'origine del boato è ignota, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non riporta rilevamenti di scosse o movimenti tellurici, né sono giunti allarmi e notizie di esplosioni ai comandi dei vigili del fuoco regionali. È molto probabile dunque che si tratti di 2 boom sonici prodotti da alcuni aerei militari in volo. Il boato in questo caso sarebbe stato creato dal superamento del muro del suono, quindi a una velocità di 1200 km/h. Non ha nessuna intenzione di dividere la panchina sulla quale è seduta con un'altra persona. Per questo scatena il proprio cane contro un 52enne che stava aspettando l'arrivo della fidanzata e che rimedia una ferita al ventre. Alla donna invece arriva il DASPO. È successo martedì alla stazione centrale di Trieste. Il 52enne è stato aggredito da un cane di grossa taglia mentre vicino ai binari era in attesa del treno a bordo del quale viaggiava la compagna. Seduta accanto a lei una cittadina slovena. Accanto a lui una cittadina slovena di 51 anni, senza fissa dimora, nota frequentatrice della zona della stazione. In stato di ebbrezza alcolica la donna ha aggredito verbalmente il 52enne da sotto la panchina e poi è comparso il cane che senza guinzaglio e museruola l'ha aggredito ferendolo al ventre. Alla straniera è stato consegnato un verbale per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza. Le è stato anche notificato un DASPO urbano così da ostacolare la sua presenza in stazione. È arrivato il momento di un'accelerazione del processo di integrazione tra le realtà fieristiche regionali verso la creazione di un unico sistema fieristico del Friuli Venezia Giulia. È l'indicazione che ha dato l'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Bini, in un convegno alla Camera di Commercio di Udine. 1.200.000 abitanti, una regione molto piccola, ma secondo voi possono stare in piedi 2, 3 fiere? Non possono stare in piedi. Noi abbiamo un player importante, sano, che è Pordenone, che a mio avviso dovrebbe farsi carico di gestire
una fase di crescita, una fase di evoluzione del sistema fieristico del Friuli Venezia Giulia. In questo caso le istituzioni, come sono già state, saranno ancora al fianco del sistema fieristico. Cioè la Regione interverrà, e questo ve lo sottoscrivo ora, solo se, o meglio continuerà a intervenire, solo se verranno un po' seguite quelle che erano le linee guida che tra l'altro i soci avevano evidenziato, non noi, al fine di garantire al nostro sistema Friuli Venezia Giulia, fieristico del sistema Friuli Venezia Giulia, un futuro di un certo tipo. Fervono i preparativi a Cividale per la cerimonia organizzata per celebrare il decennale del riconoscimento UNESCO. L'appuntamento è alle 18 in Piazza Duomo. L'evento sarà trasmesso in diretta su Telefriuli. Sul palco allestito in piazza saliranno in primis i 3 sindaci protagonisti dell'esperienza: Attilio Vuga, che ha curato il dossier per la candidatura, Stefano Ballo, che ha seguito gli sviluppi del progetto, e l'attuale prima cittadina Daniela Bernardi. In vista della cerimonia di oggi, per celebrare 10 anni dell'ottenimento del titolo UNESCO, è stato presentato il restauro della fontana di Cividale. Continuano gli appuntamenti in vista del 25 giugno a Cividale del Friuli. La popolazione cividalese ha infatti reso omaggio all'opera di restauro della fontana cittadina, simbolo identificativo per tutta la comunità, ma anche luogo di ritrovo per i più piccoli. Una storia lunga e importante, quella della fontana di Cividale, con la statua della dea Atena. A contribuire al restauro 2 importanti donazioni, la prima da parte di Claudio Zanuttig, la seconda dal Lions Club. Il Lions Club Cividale Manzano ha voluto contribuire al restauro della fontana in piazza Paolo Diacono con un contributo fatto con il cuore, perché riteniamo che un tale monumento debba essere valorizzato nel modo corretto. Abbiamo avuto la fortuna anche di collaborare col Cavaliere Zanuttis, che ci ha permesso appunto insieme a lui di migliorare anche l'illuminazione, che così anche la notte risplende bene questo splendido monumento. Essendo nato a Cividale ho bellissimi ricordi di questa piazza, per questo era un dovere partecipare alla ristrutturazione di questa bella fontana. L'ingegner Tracanelli però avverte: il lavoro sulla fontana è tutt'altro che terminato. La storia nasconde ancora molti segreti sul monumento di piazza Paolo Diacono. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.